Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio molto importante: alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia terrà la conferenza stampa di inizio settimana, quindi con tutti i dati, tutta la situazione dell'emergenza che stiamo vivendo, i dati sulle vaccinazioni e soprattutto quello che ci aspetta da qui in avanti, perché comincia a cambiare qualcosa nel dramma che stiamo vivendo. Comincia a cambiare perché la pressione sulla sanità si sta facendo sempre minore. Pare, secondo i dati ufficiali nazionali, poi vedremo quelli del Veneto, che stia cominciando a scendere anche la pressione dei contagi, quindi della diffusione di Omicron. Il picco dovrebbe essere in arrivo fra pochi giorni, ma è plausibile pensare che con gennaio possa esaurirsi questa fase così virulenta, possiamo dire, dell'emergenza Covid. Tutto questo ovviamente non può portare in secondo piano le precauzioni, le regole, le norme che stiamo seguendo tutti, che bisogna seguire quotidianamente, dall'uso delle mascherine, dall'attenzione verso gli assembramenti, tutto quello insomma che conosciamo fin troppo bene. Però pare che stia diminuendo la pressione su tutti i campi. Sentiremo poi cosa ci dirà il governatore Luca Zaia. Questo sta portando a una riflessione a livello nazionale e sono sempre di più le forze politiche, gli amministratori, le regioni che chiedono al governo, alla cabina di regia di cambiare il punto di vista, quindi di superare il sistema dei colori, delle colori per le regioni, quindi non più regioni in giallo e in arancione, ma una gestione molto più fluida, situazione che conosciamo bene anche in Veneto, perché ad esempio i dati per quanto riguarda le terapie intensive e la diffusione del virus sarebbero già da zona arancione, mentre i dati dei ricoveri in area non critica non lo sono, e quindi il Veneto non è in zona arancione, cosa che magari in altre regioni per pochi numeri succede. Quindi le stesse regioni stanno iniziando a chiedere, come hanno già chiesto qualche giorno fa al governo, di superare il sistema di fornitura dei dati quotidiani con tutti i positivi e tenere magari solo le ospedalizzazioni o i positivi che hanno sintomi. Quindi una situazione in continua evoluzione e in grande evoluzione. Potremmo essere, e questo bisogna dirlo, al primo passo importante dopo tanti mesi di difficoltà. Lo vediamo con il presidente Luca Zaia in diretta dalle 12:30 qui su Rete Veneta. Però oggi è un giorno un po' particolare. Oggi è il 17 gennaio, è una data che nel Veneto contadino, ma nel Veneto anche di oggi, ha un valore particolare, perché si festeggia Sant'Antonio Abate, protettore degli animali da cortile e da stalla. Dice la leggenda che nella notte di Sant'Antonio Abate sia possibile per l'incauto passante ascoltare quello che si dicono gli animali nelle stalle, però non è detto che questo possa far piacere. Vediamo fra poco una chicca che abbiamo preparato per voi con il nostro amico Popi Frison. Prima però di andare sui temi leggeri, andiamo a Vicenza, dove c'è proprio al volo un collegamento con Valentina Visentin e Federico Cibotto per un giallo che tiene con il fiato sospeso la città. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando. Oggi cercheremo di capire se ci sono novità di questo giallo che riguarda una giovane influencer italo-brasiliana, Vanessa Bruno, trovata senza vita all'interno di un appartamento di via Stichello a Vicenza. La morte risale all'8 gennaio, ma è trapelata solo nelle scorse ore a seguito di un rincorrersi di notizie sui social network, visto che la ragazza era molto attiva come influencer sui vari social network. La ragazza è stata trovata priva di vita all'interno di un appartamento di un vicentino, dove era arrivata quel giorno insieme ad un amico per cercare ospitalità. È stata ritrovata senza vita nel divano, ma il proprietario di casa ha dato l'allarme solo molte ore dopo, nel pomeriggio seguente, perché pensava che la ragazza stesse dormendo. Da un primo esame autoptico non sono state rilevate segni di violenza sul corpo, ma la procura
procura ha dato disposizione che vengano effettuati esami tossicologici sul corpo senza vita della ragazza. Verosimilmente l'autopsia dovrebbe tenersi proprio in queste ore su disposizione della procura di Vicenza per cercare di capire quali siano le cause della morte di questa ragazza. Valentina, allora intanto grazie per queste prime informazioni. Poi se ci sono novità su questa notizia di cronaca, che immaginiamo possa avere delle evoluzioni anche nel corso della mattinata, non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie a voi. Se non c'è altra cronaca da Vicenza, noi andiamo avanti. No, non c'è altra cronaca, però volevo dirti, Ferdinando, che oggi è il lunedì, il giorno più triste dell'anno, il cosiddetto Blue Monday. Questo giorno viene definito il più triste dell'anno perché è il primo lunedì, il più lontano dalle festività. Il Natale ormai è rimasto alle spalle, la prossima festività è molto più avanti, il clima, il freddo, insomma oggi viene definito il giorno più triste dell'anno, volevo dirti questo. Valentina, speriamo che non lo sia e speriamo di poter dare invece anche qualche bella notizia nei nostri telegiornali per trasformare questo giorno triste in un giorno felice. Grazie Valentina, buon lavoro, ci sentiamo se ci sono novità. Allora, già il servizio, già il contributo che stiamo per mostrarvi potrebbe strappare, grazie alla simpatia di Poppy Frison, qualche sorriso. Ricordiamo, oggi si celebra Sant'Antonio Abate, patrono, protettore degli animali da cortile, in un certo senso a braccetto con un altro santo, anche patrono protettore delle stalle. Vediamo il contributo. Se non arriva il prete a benedire le stalle entro il giorno di Sant'Antonio Abate, cioè il 17 di gennaio, magari gli si ammalano le vacche, le capre e le galline, perché è importante. Pensate, avveniva così un tempo: si andava al mattino presto alla prima messa, portandosi del pane, del sale e chi non poteva almeno un po' di fieno, e lo si faceva benedire, e poi alle 2 del pomeriggio lo si dava da mangiare alle bestie. A Sant'Antonio Abate, che tutti conosciamo come il santo del Porcel, quello che ha il maialino che nella simbologia rappresenterebbe la concupiscenza vinta spesse volte da Sant'Antonio Abate, ma che nella tradizione popolare diventa un po' il simbolo della fattoria, diventa il simbolo delle bestie. Pertanto, oltre ad essere il fondatore del monachesimo cristiano, è anche il protettore degli animali da cortile. Quelli da stalla invece sarebbero sotto la protezione di San Bovo, quello del 2 di gennaio. Ma non si estende in tutto il Veneto questa abitudine, e allora col tempo, visto che si iniziano a benedire le stalle dal 2 di gennaio fino al 17, San Bovo diventa, suo malgrado, anche Sant'Antonio Abate. Non a caso vediamo spesso nelle stalle appesa l'effigie di Sant'Antonio Abate, che è quello con il bastone, la campanella, il maialino e il fuoco. Naturalmente, per vedere tutto questo contributo poi lo caricheremo anche sui nostri social, perché il tema è molto più ampio, come sempre Roberto Poppy Frison ce lo racconta con dovizia di particolari. Nel TG di questa sera approfondiremo anche questo tema, che non è solo legato alla tradizione, ma risvolti importanti per il presente, per l'attualità, per il settore primario, quello dell'agricoltura, che sta vivendo momenti difficili a causa del rincaro dei prezzi delle materie prime, ma lo vediamo nei nostri telegiornali. Adesso cambiamo decisamente argomento, passiamo alla cronaca, perché come annunciato, come promesso, come minacciato, gli hacker che hanno rubato i dati dell'azienda ULSS 6 Euganea ne hanno pubblicati addirittura 9.000 sul dark web. 9.346 dati, 51 cartelle online sul dark web dalle 23:20 di sabato. La minaccia è diventata realtà e si tratta solo della prima tranche. Dovevano spostare di 3 giorni l'ultimatum fissato per le 16:44 di sabato 15 gennaio. I pirati, che dal 3 dicembre tengono sotto scacco l'ULSS 6. Poco meno di 7 ore dopo, invece, sul dark web sono comparsi i primi 9.000 file, suddivisi in 51
51 cartelle. Le informazioni copiate e pubblicate dai malviventi sono per lo più documenti di carattere amministrativo e gestionale come procedure, verbali, regolamenti e disposizioni interne, ma ci sono file con dati personali e sanitari riguardanti l'ospedale di Schiavonia. Dall'ULSS 6 rassicurano i pazienti. Ricordiamo che l'azienda ha prontamente messo in atto specifiche azioni per ricostruire i fatti e identificare eventuali minacce latenti, rimuovere componenti potenzialmente compromesse. I criminali avevano avanzato una richiesta di riscatto in denaro in cambio della non pubblicazione delle informazioni, a loro dire sottratte all'ULSS. Tentativo estorsivo prontamente denunciato alle forze dell'ordine e alla Procura della Repubblica. L'azienda ULSS 6 è sempre rimasta in possesso del 100% dei dati. La task force è al lavoro per valutare entità e tipologia dei dati pubblicati. Si ricorda anche che le informazioni comparse sul dark web sono frutto di attività illegale e dunque chiunque intendesse consultarle o utilizzarle commetterebbe un reato. Massima trasparenza nei confronti dei pazienti garantisce l'azienda, che ha messo a disposizione un numero verde dedicato 800 184 779 e la mail rpd@ulss6.veneto.it, ma assicura che tutti gli utenti coinvolti nella vicenda verranno contattati direttamente dal personale delle Euganea nei prossimi giorni. Quindi anche questa è una vicenda che merita grande attenzione, che vi racconteremo poi nel corso della nostra informazione. Adesso però noi facciamo una brevissima pausa, voi state con noi, torniamo fra pochissimo e fra meno di 20 minuti inizia anche la conferenza stampa di Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito le novità da Vicenza con questo giallo che sta tenendo con il fiato sospeso, che sta scuotendo anche la città. È stato ritrovato il cadavere di una giovane donna che è molto conosciuta sul web in quanto influencer. Adesso però andiamo a Padova, anche a Padova tante notizie oggi. C'è la nostra Chiara Gaiani che ci racconta tutte le novità. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Abbiamo qualche problema di connessione in questo momento, allora finché aspettiamo la nostra collega per il collegamento, vi ricordiamo che alle 12:30, ovvero fra meno di un quarto d'ora, saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa di inizio settimana del governatore Luca Zaia. Conferenza stampa che viene ritenuta molto importante per tutti i cambiamenti che vedremo probabilmente nei prossimi giorni, sia dal punto di vista della pressione della variante Omicron del Covid sulla sanità e sull'emergenza che stiamo vivendo da troppo tempo ormai, sia per quanto concerne la gestione di questa situazione. Adesso vediamo che il collegamento è molto più stabile, quindi torniamo da Chiara Gaiani. Buongiorno di nuovo Chiara. Sì, buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Ti stavo dicendo che ho sentito insomma che avete parlato della notizia che cercheremo di aggiornare man mano nel corso dei telegiornali di oggi relativa all'attacco hacker con la pubblicazione di oltre 9.000 dati da parte dei pirati informatici. Restiamo a parlare di ULSS perché c'è una situazione abbastanza problematica per quanto riguarda i tamponi. Da mercoledì scorso i tamponi sono solo su prenotazione, si seguono solo su prenotazione, cosa che ha ridotto drasticamente le code, insomma la presenza di cittadini. Il problema è che non ci sono più posti. Con il collega Francesco Rattai abbiamo continuato, dopo aver ricevuto varie segnalazioni in relazione a monitorare il sito dell'ULSS, ci siamo anche già relazionati con i colleghi dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera che i posti di fatto per Padova sono esauriti. Se ne liberano man mano 1, 2, anche di fatto a stretto giro, cioè per quanto riguarda magari già oggi oppure domani, dopodomani, ma di posti ce ne sono con il contagocce. E l'altro paracadute insomma di salvataggio per quanto riguarda i padovani, cioè l'azienda ospedaliera, ha posti che per le persone adulte, si parte dai 14 anni in su, sono al 24 di gennaio, quindi siamo già a lunedì prossimo, mentre va meglio sul fronte dei pediatrici, dove ci sono
dei posti disponibili, delle prenotazioni a partire dal 20 di gennaio. Quindi è una situazione che noi stiamo tenendo sotto controllo proprio anche per dare delle risposte ai cittadini che ci stanno chiedendo informazioni in merito. È vero, non ci sono più le code nei punti tampone, ma Padova, bollettino di oggi, parla di oltre 46.000 casi positivi, davvero un numero impressionante, e immagino insomma che altrettanta sia l'ansia in molte famiglie di non riuscire insomma a prenotare il tampone di fine uscita dalla quarantena e dall'isolamento. Chiara, abbiamo anche una notizia legata comunque all'emergenza Covid che riguarda l'ennesima minaccia, l'ennesima azione di violenza, in questo caso verbale o comunque social, immaginiamo, verso un'eminenza sanitaria. No, in realtà è proprio una lettera anonima scritta a mano che è arrivata presso l'Istituto di Medicina dell'Università di Padova, di cui è stato direttore Palù, che adesso insomma il professor Giorgio Palù è il presidente italiano di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, cioè quello che poi dà il via libera per esempio ai farmaci che vengono utilizzati per tutte le malattie, ma anche per quanto riguarda i vaccini. Una lettera minatoria di cui il professore, che abbiamo raggiunto telefonicamente, preferisce non parlare. Mi ha detto: non so come sia uscita questa notizia. Ovviamente in città sale la preoccupazione. Ricordiamo che solo settimana scorsa una lettera di minacce, questa volta scritta a macchina, era arrivata all'immunologa Antonella Viola. Per quanto riguarda, e all'interno peraltro c'era anche un proiettile, per quanto riguarda Palù si tratta di una lettera scritta a mano di cui non è noto il contenuto. Stanno indagando su questo i carabinieri e anche insomma si stanno valutando dei provvedimenti a tutela della sicurezza del professor Palù. Certo. Intanto è stata messa sotto sorveglianza la sua abitazione. Ovviamente sono già arrivate le lettere di attestati di solidarietà, tra questi insomma quello del sindaco Giordani. Chiara, noi abbiamo pochissimo tempo perché stiamo per andare in pubblicità. Sappiamo però che c'è anche una notizia di cronaca che riguarda una rissa sfiorata in Prato della Valle. Sì, esattamente. Sabato un tam tam insomma annunciava che giovanissimi, quindi si parla di adolescenti, si sarebbero dati appuntamenti in Prato della Valle proprio per mettersi letteralmente le mani addosso. Il servizio della polizia ha funzionato, sono riusciti a intercettare le telefonate, ad arrivare in tempo, non è accaduto niente. Alcuni ragazzi però sono stati multati, sia italiani che stranieri, perché non indossavano neppure la mascherina. Abbiamo già il servizio, lo vediamo insieme. Una delle piazze più grandi d'Europa poteva diventare teatro di una rissa con decine di giovani. Fortunatamente gli agenti della questura sono intervenuti prima che tutto degenerasse. L'appuntamento, un regolamento di conti tra bande, era fissato per il pomeriggio di sabato proprio sull'isola Memia. Alla chiamata avrebbero risposto decine di ragazzi, italiani e stranieri. La polizia di Padova però ha intercettato le comunicazioni e ha evitato che la situazione precipitasse. I ragazzi sono stati identificati e alcuni di loro sono stati sanzionati perché trovati senza mascherina. Allora noi salutiamo Chiara Gaiani, se non ci sono altre notizie vediamo che ci fa cenno di no, quindi ringraziamo la collega per tutte queste informazioni, il resto lo vediamo naturalmente nei nostri telegiornali e come sempre se ci saranno novità da Padova Chiara Gaiani o la redazione ci contatteranno per darvele in diretta. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo, fra 7 minuti inizia la conferenza stampa di Luca Zaia, quindi tantissime novità di giornata, arriviamo subito. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che succede in Veneto. Fra pochissimi minuti saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, anzi Fabio Verini in regia può già farci vedere la selva di microfoni assiepata davanti al posto del governatore e siamo certi che saranno informazioni molto importanti oggi per quello che riguarda il proseguo dell'emergenza Covid, per la gestione e anche
per i dati, siamo in attesa dei dati, tra l'altro vediamo che stanno preparando anche un proiettore alle spalle del governatore, quindi probabilmente ci sarà qualche video importante da far vedere, come sempre noi siamo sul posto pronti a farvi vedere tutta la conferenza stampa integrale. Restiamo però in Veneto perché c'è stato un malore, si è sentito male Red Canzian, notissimo musicista, è stato ricoverato, è stato in rianimazione, però pare che sia passato, che il peggio sia passato. Subito è arrivato un messaggio di vicinanza di Luca Zaia, il presidente dice: forza Red, riprenditi in fretta, ti aspettiamo per festeggiare con Casanova Opera Pop, perché il tuo posto è lì, nel cuore della musica e della gente. Con queste parole Zaia rivolge i suoi più affettuosi auguri di pronta guarigione al musicista. Dice Zaia: ti aspettiamo a braccia aperte a deliziare la gente con la tua arte, con il tuo essere una bella persona, oltre ad avere una straordinaria bravura. Naturalmente anche qui, se ci saranno poi notizie sull'evoluzione, sulla situazione clinica di Red Canzian, ve le daremo in diretta. Probabilmente anche Zaia dirà qualche parola di vicinanza ulteriore nei confronti di questo artista così noto, così celebre. Ma c'è anche cronaca in attesa di andare a Marghera. Vediamo la cronaca di oggi, perché ci segnalano 3 arresti e 50 kg di cocaina sequestrati tra Veneto ed Emilia Romagna. Vediamo anche 400.000 euro in contanti che sono stati sequestrati al termine di un blitz antidroga da parte della Polizia di Rovigo. L'operazione risale al 14 gennaio scorso. Ma ne arriva notizia solo questa mattina. La squadra mobile, in collaborazione con quella di Reggio Emilia, ha scoperto a Bosaro, appunto in provincia di Rovigo, e in provincia di Reggio Emilia, 2 involucri contenenti ciascuno più di 1 chilogrammo di cocaina, una piccola quantità di marijuana e una macchina per realizzare confezioni sottovuoto. Poi all'interno di un'auto sono stati ritrovati altri 17.000 euro. Poi nelle perquisizioni dei soggetti coinvolti, si tratta di stranieri, sono stati scoperti altri 39 panetti di cocaina di vario peso, contanti per 390.000 euro. Tutte le persone coinvolte sono state arrestate in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora cronaca con un incidente ad Asolo, siamo nella Pedemontana, feriti mamma e 2 minori, un bimbo di 10 anni e una bambina di 8 anni, soccorsi da un'auto della polizia locale di passaggio, in seguito anche da un'automedica o da un'ambulanza di Pedemontana. Emergenza, un trauma facciale per la più piccola, un trauma al collo per il ragazzo, un trauma anche per la mamma che era al volante. Sono stati trasportati tutti al pronto soccorso di Castelfranco Veneto, ma le loro condizioni non sono gravi, non destano preoccupazione. Allora, siamo pronti per dare la linea alla conferenza stampa di Luca Zaia, ma prima di andare a Marghera diamo un'occhiata agli ultimi dati disponibili per quanto riguarda l'emergenza Covid, quindi per capire che cos'è successo nelle scorse ore. Allora, sono 13.094 i casi positivi nell'ultimo bollettino, ve lo ingrandiamo in modo tale che possiate vederlo più facilmente. Allora, vediamo assieme. Sono 13.094 le positività riscontrate con gli ultimi tamponi. Come sempre, le positività odierne le fornirà Luca Zaia all'inizio della conferenza stampa. C'è da dire che di solito lunedì i dati sono un po' falsati dalla diminuzione verticale di tamponi che vengono fatti nel fine settimana per vari motivi. Comunque c'è da dire che in Veneto dall'inizio dell'emergenza Covid sono risultate positive 881.507 persone. Ci avviamo a grandi passi verso il 1 milione di veneti che sono risultati positivi al Covid, un dato che in prospettiva fa davvero impressione. Vuol dire che almeno un veneto su 5 circa è rimasto positivo. Alcuni si sono positivizzati più volte. Comunque è un dato, entro gennaio è plausibile che si arrivi al 1 milione, è un dato davvero impressionante. È davvero impressionante pensare che comunque su quegli 881.000 casi che abbiamo visto ora,
252.942 sono attualmente positivi. Questo ci conferma che questa fase dell'emergenza Covid è la più violenta mai vista, un quinto, un quarto, un terzo addirittura, se vogliamo dirla così, dei casi sono quelli attualmente positivi. Vuol dire che la variante Omicron ha davvero cambiato le carte in tavola. Sono 12.725 le persone che hanno perso la vita, ma è arrivato il governatore, lasciamo a lui la parola, vediamo tutto con Luca Zani. No, questo lo dai a Buongiorno a tutti, stiamo aspettando il signore o la signora della lingua dei segni. C'è in arrivo. Ci hanno detto che arriveranno. Eccolo qua in arrivo. Buongiorno. Valigia per Roma? No, perché no? No, stiamo veloci. Spero. Darei inizio intanto, li conoscete, sono due personaggi famosi ormai per il Veneto, la dottoressa Russo alla mia destra e il professor Baldo, che è fra l'altro ordinario di igiene all'Università di Padova, oltre a tutta una serie di cariche e di attività che fa, però oggi è qui per presentare uno studio che gli abbiamo chiesto ancora qualche mese fa, ovvero rispondere a un quesito che è quello che tutti noi cittadini ci facciamo: ma il vaccino effettivamente che efficacia ha sull'ospedalizzazione, sul tema della reinfezione, su temi importanti come quelle dell'ammalarsi, la durata eccetera, e il professor Baldo porta un suo studio che è stato anche pubblicato, quindi per correttezza anche voluto che fosse pubblicato, oggi c'è e penso che sia una novità assoluta a livello internazionale, poi ne parlerà il professor Baldo. La dottoressa Russo, dopo il professor Baldo, darà un punto nave, come dico io, di quello che è lo stato dell'arte. Avete visto quanto dibattito sta nascendo a livello nazionale? Da dove era partito il dibattito? Da qui. Modificazione di caso, rivediamo il colore delle zone, cerchiamo di semplificare, il tampone a fine quarantena, a fine isolamento, il tampone che si possa fare in farmacia piuttosto che dal medico di base, i punti tampone. Però come al solito, no? C'è stata tutta questo cerimoniale di dibattito, grandi dibattiti, ma Zaia dice cose che non stanno né in cielo né in terra, e alla fine avete visto, pian piano si arriverà, sembra che ci sia il ministro che voglia fare tra oggi e domani una riunione urgente, ho visto le dichiarazioni di entrambi i sottosegretari e vedo che sta diventando sempre più realtà quello che dicevamo, non so, l'autotest, ecco, un'altra roba della quale noi parliamo ormai da 22 mesi. Allora però, torniamo alla realtà, tamponi molecolari 8.701.125, tamponi rapidi 15.009.899. Totale dei tamponi, dei test fatti dal 21 febbraio 2020 sono 23.711.024, 23.711.024. Anche ieri, assistendo a un dibattito in televisione, cioè, tra me mentre parlavamo facevo un ragionamento, il cittadino che guarda e sente dire ma il molecolare bisogna fare molecolare per essere certi, cioè al cittadino va spiegata una cosa fondamentale, che i molecolari non si possono fare con la stessa agilità e soprattutto con la stessa, diciamo, numerosità dei rapidi, perché giustamente la signora Maria che è a casa dice ma scusate, se dite che il molecolare funziona, perché fate tutti questi test rapidi? Perché ad esempio in Veneto, lo vedete da questi numeri, considerate che i test rapidi sono comparsi sulla scena mesi dopo i molecolari, in Veneto noi riusciamo a fare 25-27 mila
test molecolari al massimo, stressando la macchina, e il resto bisogna arrivarci con i test rapidi. Tutto qua. Lo dico perché non ci servono lezioni sull'efficacia dei test, ma come dice l'ECDC, usate anche i test antigenici rapidi, perché quando il virus gira, cioè ovvero quando c'è tanto pesce in mare, usate pure anche la maglia larga della rete, ma il pescato sarà sempre tanto. Ed è esattamente quello che sta accadendo. Tradotto in soldoni, noi ogni giorno intercettiamo migliaia di positivi con i test rapidi che altrimenti non scopriremo mai, punto. Positivi nelle 24 ore, 6.381. Ricordatevi questo dato, che dopo devo dirvi una cosa, guardate, lo lascio qua. 6.381 con 50.302 test. Quindi ieri di domenica abbiamo fatto 50.302 test e l'incidenza percentuale della nostra positività, che è l'unico aspetto certo e solido di tutti questi dati che quotidianamente monitoriamo, è 12,69. Se voi andate a vedere la percentuale di positivi sui test nostri tutti i giorni, siamo di gran lunga tra gli ultimi 4 come incidenza, 5, ultimi 4-5 tra tutte le regioni d'Italia, siamo di gran lunga di sotto la media nazionale e stiamo anche calando di percentuale di incidenza, se osservate, perché eravamo arrivati in una punta del 18 e rotti, adesso siamo al 12. Totale dei positivi, numero dei positivi dall'inizio dell'infezione 887.888, è quasi un numero perfetto se quel 7 fosse un 8. Questi sono tutti coloro che sono positivi sintomatici o asintomatici, che si sono, diciamo, intercettati con i 23 milioni di test del Veneto. Positivi di oggi 256.274, è inevitabile, se abbiamo avuto almeno quasi un mese a 15-20.000 contagiati al giorno, non è che questi numeri non vengono fuori. Ma i ricoverati sono 1.971. Più 38. Così suddivisi questi 1971, 205 in terapia intensiva, 1766 in area non critica. Vedete che balliamo sempre attorno a 2000 unità. L'attività ospedaliera extra Covid occupa ancora 270 terapie intensive occupate da pazienti non Covid, che portano un totale di quasi 500 terapie intensive sommandole ai Covid, perché sono 475 terapie intensive attive in questo momento in Veneto, delle quali 205 Covid e 270 non Covid. Totale dei decessi 12.753 più 28. Totale dei dimessi più 63, 26.665. Allora, alcune considerazioni veloci, perché voglio lasciare spazio anche agli altri due relatori, che hanno sicuramente cose importanti da dirvi. Prima roba, è innegabile, ciao Marco, sei scusato, non preoccuparti. È innegabile che da qualche giorno, tocchiamo ferro, adesso non so se è politically correct toccare ferro in questo paese, e che non ho fatto altro, sembra ci sia una fase di plateau, cioè che la curva comunque si sia raffreddata e si sia appiattita, cioè una curva che ha fatto così, sostanzialmente la nostra curva fa così, piccole riseghe, adesso sta facendo così, sono 4-5 giorni
La si vede bene nei grafici che io tutte le mattine vedo, che vediamo. Prima sto parlando del trend regionale e poi trend per ULSS, si vede che sono 5 o 6 giorni che comunque è successo qualcosa. Se poi si rimpenna, questo non ve lo so dire, ma di certo è che questa settimana è quella cruciale. Abbiamo un dato nella sua negatività positivo. Negatività perché? Perché, ragazzi, avere 200 persone in terapia intensiva non è una passeggiata, e quindi va il mio ringraziamento a tutti gli operatori sanitari per lo sforzo che stiamo chiedendo per le terapie intensive e per le aree non critiche. Parlo delle infettive, parlo di malattie infettive, parlo delle pneumologie, parlo di tutti i comparti, insomma, dove ci sono le microbiologie, insomma tutti quelli che lavorano, insomma, adesso mi perdoneranno tutti quelli che ho ricordato. Se da un lato c'è questo aspetto, dall'altro c'è da dire che ormai da una decina di giorni siamo lì, avete visto anche con dei giorni di calo importante, attorno alle 200 unità in terapia intensiva. Questo è un bel segnale, È un bel segnale, perché comunque poi ce lo dirà, immagino bene, il professor Baldo, è chiaro che il vaccino ha fatto il suo lavoro, perché se no noi non avremmo avuto questi esiti. Poi il professore vi parlerà anche di numeri. Penso che ad oggi possiamo dire di aver scontato i bagordi alle feste di Natale. Scontato vuol dire che nella contabilità sanitaria il paziente che entra oggi è distante dall'ultimo dell'anno e dalle feste di Natale, perché Omicron in 3-4 giorni ti dà la positività. Peraltro giustifico l'assessore Lanzarini perché è positiva da oggi, e anche il dottor Flor, che vi salutano, asintomatici, terze dosi, però mi hanno pregato di comunicarlo questo. Però stavamo dicendo, i pazienti di oggi non sono i pazienti reduci dalle festività, quindi anche per questo probabilmente la curva sembra si stia raffreddando. Allora noi dobbiamo adesso cercare di capire se questa settimana potrebbe, uso condizionali, rappresentare il giro di boa, oppure ci prelude a scenari ancora non raffreddati, perché i dati nostri sono questi oggi. Area medica siamo al 25% di occupazione, tondo, 25, ci mancano 5 punti per passare al 30 e quindi siamo in arancione. Terapie intensive sono al 20%, sono proprio, se voi aveste avuto il numero di venerdì/sabato, erano anche scese sotto il 20%, erano arrivate al 18,3%. Quindi erano diventate, come si può dire, ci aiutavano di più a restare in giallo. Per oggi sono al 20%, quindi sono da arancione. RCT 1,31, incidenza, se ancora ha un senso valutare l'incidenza, 2.403 su 100.000. Capite che se fossimo stati a febbraio 2020 con incidenza di 2.403 avevamo una strage. Oggi è tutta un'altra storia, è uno scenario che cambia, le vaccinazioni procedono a sprombattuto, 38.000 vaccinazioni anche ieri, quasi 39.000. Di booster abbiamo già inoculato 2.339.000 dosi, 2.339.000 dosi. La copertura vaccinale dei veneti è dell'88,6%, quindi quell'obiettivo del 90% lo raggiungiamo. Guardate, da conti che facciamo noi siamo fiduciosi che per metà febbraio dovremmo averlo raggiunto il 90%, se continuerà così. Sì, vaccinabile ovviamente, quindi sta parlando dei 5 in su. Tra l'altro i 5 e 11 siamo già a 1 su 3 vaccinati, siamo al 27%, quasi 1 su 3. Funzionano gli open day del fine settimana, più che andare in giro per le scuole a vaccinare bambini,
sono super frequentati e annuncio che li continueremo a fare. Perché i genitori, fra l'altro abbiamo molti genitori che si fanno la prima dose assieme ai propri figli. Sentite, noi la sfera della verità non ce l'abbiamo. Da un lato stiamo tirando un po' un sospiro di sollievo perché con questi numeri senza vaccini, so che il professor Baldo sta concludendo anche uno studio per questo e ce lo porterà, con questi numeri senza vaccini ho l'impressione dei numeri che ho visto che sarebbe una strage, ma li dirà a suo tempo il professor Baldo, ma a suo tempo vuol dire in giro una settimana, 10 giorni, noi li abbiamo già visti i numeri. Dall'altro c'è da dire che oggi siamo ormai in presenza di 2 varianti, l'Omicron e la Delta. La Delta è un po' più carognosa perché comunque attacca le basse vie respiratorie, l'Omicron resta più alta, no? Cioè, si grazia i polmoni, sembra. Qualcuno dice il virus si è raffreddorizzato. Diciamo che il virus non è che si è raffreddorizzato, non bisogna scherzare con il virus e neanche fare gli eroi andare a dire in giro che tu te lo vai a prendere per il Green Pass. Però lo dico in generale perché li sento anche qua in Veneto questi discorsi, però è pur vero che la mole, e questo ve lo voglio sottolineare, di asintomatici ci induce a fare delle riflessioni che prima sarebbe stato impossibile e inadeguato farle e forse anche poco scientifico farle. Sappiamo tutti del rischio dell'asintomatico contaminatore, ma ormai è altrettanto dimostrato che in alcuni casi l'asintomatico non contagia, nel senso che si sente la comunità scientifica dire che non basta essere positivo per essere contagioso. Ovvio che è tutto uno studio che è in evoluzione, questo è poco ma sicuro, però a volte magari la positività è un pezzo di virus che non è. Vi ricordate quando si parlava di molecolari delle amplificazioni e si arrivava anche a 40 amplificazioni del virus? A quel punto trovi pezzi di virus, ti dà la positività, tanto è vero che poi il legislatore intervenne dicendo sopra un certo numero di amplificazioni di laboratorio sei positivo sulla carta ma non lo sei, lo sei di fatto, ma non anzi lo sei di diritto ma non lo sei di fatto. A noi interessa sottolineare, poi la dottoressa Russo ve lo dirà, che noi abbiamo fatto proposta con la modificazione della definizione di caso, cosa che dice l'ECDC, non lo dice Zaia che è venuto dalla campagna secondo qualche scienziato, lo dice l'ECDC, che è l'organo di riferimento di tutti gli Stati membri europei per quanto riguarda questi temi. L'utilizzo dei fai da te, e qua dico anche magari avendo più fiducia dei cittadini, perché non può essere giustificazione pensare sempre che i cittadini siano di poco di buono. Lo dico perché io ho visto i commenti quando noi abbiamo lanciato il primo fai da te, sembrava che il problema non fosse cercare il virus, è di non dare lo strumento in mano al cittadino. Il cittadino è un delinquente per definizione, ma non è così. E poi tutta una serie di misure, ad esempio quella dei tamponi a fine quarantena, a fine isolamento, che si possono fare direttamente in farmacia o dal medico di base utilizzando la prima generazione, ma anche più semplificazione. La modificazione del colore delle zone, sono tutte strade, poi la dottoressa Russo vi parlerà. Da parte mia dico che siamo ancora preoccupati, non stiamo abbassando la guardia, assolutamente. E guardate, ci troviamo nel crinale, dobbiamo capire se c'è precipizio oppure c'è terra salda e quindi ce la sfanghiamo. Però sta settimana è cruciale, è centrale. Non lo è solo per il Quirinale, lo è anche per il virus che a noi qui in Veneto insomma ci interessa tanto. Guardate che non possiamo pensare di mandare in isolamento metà Veneto. Ci sono imprese che hanno difficoltà a mantenere aperti i processi produttivi per 2 motivi: mancanza di personale, perché è quarantenato o isolato, e il costo delle materie prime, cioè il combinato disposto di un disastro.
mio pensiero va alle molte imprese, dalle discoteche, il mondo del turismo, alle imprese energivore, tutti quelli che sono oggi in difficoltà. Domande ragazzi? Passiamo al professor Baldo. Allora si è prenotato Marco Bonet, poi Cristina Giacomuzzo, Alda Vanzan e vediamo. Sì, non vorrei sembrare l'ultimo arrivato, fa la domanda per prima, non vorrei sembrare scortese. No, 2 domande. Il primo è sulle difficoltà che permangono nel fare i tamponi, nel senso che sebbene adesso si sia in un plateau, dal territorio, da tutte le province si manifestano le code enormi, gente arrabbiatissima perché viene rimandata indietro. Allora mi chiedevo, mi pareva di aver capito che delle soluzioni fossero state approntate rispetto ai test in farmacia, alle convenzioni con i privati. Volevo dei chiarimenti su questo perché sì, finché la curva non scende no, dopo la dottoressa Russo ve ne parlerà, però è vera una cosa, che noi siamo passati a 20.000, 19.000, 18.000, 13.000 di ieri, 6.000. Se questo è il trend, se dovesse diventare un trend e non solo una contabilità di aggiustamento di queste giornate, dovremmo avere già di fatto naturalmente meno pressione, perché vuol dire ridurla di un terzo, perché se da 20.000 passi a 6.000 contagiati è un quarto quasi, scusatemi, 5,420, giusto? Dall'altro tutte le proposte che stiamo facendo da settimane rispetto alla semplificazione vanno in questa direzione. Ma non sono operative quindi? Adesso sembra, ho visto le dichiarazioni del sottosegretario Sileri, del sottosegretario Costa, del ministro che ha detto che vuole convocare una riunione urgente. Noi abbiamo tutte le carte che per il tramite della dottoressa Russo abbiamo presentato come richieste, ma il problema è che noi siamo al fronte e i problemi li abbiamo sollevati dal primo istante. Cioè, a me piange il cuore sentire mamme che stanno 3-4 ore in coda col bimbo piccolo per fare il tampone. Come dall'altra parte abbiamo mamme che hanno a intermittenza il bimbo a casa in isolamento perché è in scuola primaria e ogni volta che c'è un caso il bimbo torna a casa, rimbalza a casa, cose che noi avevamo detto che sarebbero accadute. Va bene, l'altra invece è il caso di Padova, degli hacker, no? Lì c'è un'inchiesta, c'è la procura che si sta occupando, peraltro io non sono neanche in grado di parlare. No, facevo 2 domande, sì. non di penale, sì. Le mie domande sono queste. La prima è se in qualche maniera le altre USL come sono messe, cioè se c'è un rischio di questo tipo anche per le altre USL. L'altra è se a livello amministrativo ci sono delle responsabilità, avete fatto un'ispezione interna, cioè c'è qualcuno che è responsabile di quello che è successo? Grazie. Ma guarda, allora, da quello che so io, il rischio c'è sempre dappertutto, no, nella vita, visto considerato che c'è sempre uno più furbo di te poi alla fine, no? La nostra dimensione di tutela è quella di comprare con delle gare dei software e dei servizi che ci blindino, ci possano blindare i nostri sistemi informatici, punto. 2 mesi fa parlavamo dell'attacco hacker in Lazio, e poi altre aziende di Stato, eccetera. Quindi io mi fermo qui rispetto a tutto quello che hai chiesto, indagini, richieste, verifiche, eccetera. Noi abbiamo un rapporto solido con la procura che sta lavorando. Però non abbiamo pagato riscatti, quindi mi spiace, hanno anche lavorato tanto per niente. Che poi io non so se sta roba è una roba di una persona fisica, di uno che è lì, che fa ste robe, o se è proprio una questione di macchine, di algoritmi, di robe, di intelligenza artificiale, non ho ben capito. È un mondo che non conosciamo, però è un mondo pericolosissimo, perché sono stati sensibili verso delle persone sì. So che li stanno rintracciando, chiamando. Oncologico che si trova anche alla Prego. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno, intanto volevo chiederle una precisazione. Prego. È stata annunciata una riunione urgente con le regioni sì. e il governo, non c'è una data, non c'è No, il ministro ha dichiarato. A ore ha detto il ministro, ha dichiarato che vuole fare conoscendolo penso che prima di notte la fa. Io l'ho sentito anche ieri, il ministro ieri, anche l'altro ieri, insomma ci sentiamo col ministro. Immagino che la farà prima di notte o domani al massimo, noi siamo a disposizione come regione.
Allora, per avere un'idea dei tempi. L'altra cosa, Presidente, in Emilia Romagna sta partendo un'iniziativa che riguarda solamente le persone che hanno fatto il booster o sono guarite, e cioè la possibilità di farsi il tampone in autosomministrazione e poi in qualche modo comunicare l'esito al servizio pubblico nazionale e regionale in questo caso. Lei cosa ne pensa di questa iniziativa? È replicabile anche qui in Veneto? Allora sentite, tanto questa qui è made in Veneto, siete voi i testimoni. 22 mesi fa Rigoli era seduto qui e ha mostrato il primo tampone fai da te al mondo. 5 giorni dopo l'hanno presentato agli Stati Uniti, vi ha detto: vedete che c'è la tessera sanitaria, c'è il QR code, uno se lo fa a casa, andate a vedervi la registrazione, se lo fa a casa, fotografa il QR code, lo invia, perché il tampone l'ho avuto dalla farmacia dove se lo va a ritirare, si autoregistra e la chiudiamo lì. Secondo me è la roba più intelligente del mondo. Quali sono stati i commenti? 2. Test rapidi non funzionano. E il secondo commento qual è stato? Dei cittadini non ci si può fidare. Io invece dico che queste iniziative vanno bene. Ovvio che, come si può dire, dopo 22 mesi che lo chiediamo, ci stiamo anche chiedendo a sto punto che sta roba diventi pubblica per tutti, perché noi siamo stati ligi a far carte, controcarte, anche ultimamente ne abbiamo mandato una anche il 4 di gennaio. Ma ne abbiamo quintali di carte sui test fai da te. Vi ricordate che finalmente il CDC ha detto ricorrete ai test fai da te? A Natale l'abbiamo anche detto, se andate a una cena fatevi un test o una riunione. Quindi ben vengano queste iniziative, però il mio appello al governo, al ministro, è che vengano non fatte a random, ma che si dia a tutti la possibilità di farle. Dopo io non so la genesi di quello che accade in Emilia Romagna. Noi ovviamente, se c'è la possibilità di farlo, lo facciamo. Capite che poi è delicato, perché qui adesso c'è il Green Pass, allora non c'era, quindi se fai l'autodiagnosi, ti iscrivi, bisogna capire che il Green Pass poi si connetta e ti venga sospeso. C'è tutta una serie di dinamiche. Però insomma, guardate, quello che a noi sembra fantascienza e negli altri paesi si fa. Gli Stati Uniti hanno comprato 500 milioni, non vorrei dire una cazzata, l'ho letto l'altra mattina sempre sulle Briefing News, di test rapidi da consegnare agli americani. Questo è quello che sta accadendo. Ma noi dobbiamo semplificare la vita ai cittadini, ma lo stiamo dicendo da 2 anni. E la via di fuga è questa, soprattutto con un'alta circolazione del virus e con un'alta quota di asintomatici. C'è la notizia di un assessore e del direttore generale della sanità positivi 20 mesi fa. Sarebbe stata una tragedia. Oggi sono positivi, mi hanno chiamato tutti e 2, ora c'è adesso sospetto che deve diventare negativo, che non vuol dire che stanno banalizzando. Sono chiusi in casa, stanno attendendo di vedere se avranno dei sintomi febbrili piuttosto che altro tipo di sintomi, ma insomma è una roba che riusciamo a gestire. Posso fare una domanda extra Covid anche che riguarda le Olimpiadi o sì, lei della preparazione? Prego. È domani la preparazione del video famoso? Domani è il D-Day per me. E la domanda riguarda appunto come siamo a preparativi, come ci stiamo organizzando, come... Domani abbiamo, penso, una quarantina di figuranti. C'è il Balic, se non ho capito male, e sarà, diciamo, il video di benvenuto alle Olimpiadi invernali 2026 che noi lanciamo a Pechino per le loro Olimpiadi invernali che sono del 2022. C'è anche lo scambio della bandiera, quindi in Mondo Visione si vedrà il mio saluto e quello dei colleghi, ognuno dalla propria location. Noi abbiamo scelto Venezia, dire guarda vi aspettiamo nel 2026. Ma ce lo fa sentire di nuovo? Ho visto che è stata una radio che ha interpellato una cinese, la quale ha tentato di dire all'inizio che non si capisce una mazza, poi ha detto no, però effettivamente ha detto Italia, bellezze, scoperta, ma la frase io la sto ancora imparando bene.
adesso la dovrei dire senza mascherina per dirla bene, però la posso dire così. La frase è Huan Hin Tan Shuo Idali Zhi Mei, che vuol dire benvenuti a scoprire, a conoscere le bellezze dell'Italia. Dopo trovate un altro cinese che vi dirà che la sfumatura, però poi trovatemi un cinese che parla in italiano e vi dico io com'è la sfumatura. Guardate che non è, io ho scoperto, non so nulla del cinese ovviamente, però per arrivare a dire questa frase c'è stata tutta una lezione, e questa è una lingua tonale che ha più toni, quindi tu la parola ma puoi dire ma e ha significati diversi, si va dal cavallo alla mamma, sul serio, sono queste e quindi la pronuncia è fondamentale, perché è sbagliata il tono. La parola ma significa cavallo e mamma, tanto per cominciare, ce ne sono altre 3 di significati. Sì, è vero che potrebbero usare incidente diplomatico. Un attimo, torniamo ai tempi della Serenissima. Quindi Huan Hin Tan Shuo Idali Shi Mei. Spero vada bene, se qualcuno mi ha ascoltato mi darà ritorno, grazie. Beh, io mi sento anche la responsabilità, perché insomma comunque è un benvenuto che lo voglio dare a nome dei veneti, ed è giusto darlo nella lingua di chi comunque ci ascolta, perché al di là dei sorrisi, delle battute, ci vuole rispetto per un popolo che comunque sta ospitando le Olimpiadi invernali e può essere una gran cassa di risonanza per l'invito. Fra l'altro ci sarà una scenografia spettacolare, cioè guardatela, sarà in Mondovisione, il passaggio della bandiera, il tema insomma, non vi anticipo, guardatela, perché ci sono la parte veneta e la parte lombarda, cortinese, milanese, insomma si vedranno bene, insomma, la scenografia sarà top. Alda Vanzan. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Poi le cose tecniche magari ce le dirà la dottoressa Russo, sì. Però il dato politico c'è. Lei dice siamo stati i primi a lanciare i test fai da te, però noi non li facciamo e l'Emilia Romagna sì, nel senso che fa questo autotesting con inserimento. Ma non si è ancora capito, Alda, nel senso che... Presentano questa mattina. Sì, ma nel senso che ad oggi non è autorizzato, nel senso non c'è nessuna carta sul territorio nazionale che permetta a una regione di poter fare questo. Se prende la piega della sperimentazione dovrà essere autorizzato come sperimentazione. Noi abbiamo solo che interessi che questo decolli, vorrà dire che c'è questa opportunità, però noi siamo assolutamente pronti, perché tutto quello che loro fanno noi ce l'abbiamo pronto, però il problema, cioè da mesi, però il problema è di capire poi la formula autorizzativa. Su altri temi, sempre dei tamponi, Presidente, altre regioni hanno fatto prima del Veneto alcune iniziative, tipo voi avete autorizzato con circolare della prevenzione del farmaceutico il tampone di fine quarantena in farmacia a pagamento. Poi la settimana scorsa ci avete spiegato che le ULS sono autorizzate, a fronte di una spesa di 5 milioni in tutto il Veneto, di convenzionarsi con strutture private per andare a fare il tampone di fine isolamento, in quel caso non quarantena. Sembrava essere terza gratis. generazione. Esatto, gratis. In altre regioni, Lombardia, Lazio, anche l'Emilia Romagna, Toscana, questo era possibile già settimane fa, cioè anziché fare le code, i Covid point, potevano andare... Dottoressa Russo spiega, perché non è proprio così. Allora, diciamo che allo stato attuale la circolare del Ministero, quella del 14 agosto, dice che i tamponi che si possono utilizzare per fine quarantena per fine isolamento sono i tamponi che vanno dalla seconda generazione in su, oppure il tampone molecolare. È vero anche che negli ultimi decreti di fine anno, cioè quella con il decreto legge del 30 di dicembre e quello del 7 di gennaio, si dice che l'isolamento può essere chiuso con un tampone antigenico rapido / molecolare. Non specifica di quale generazione.
Allora, noi che cerchiamo insomma di seguire quelle che sono insomma in maniera lineare le circolari del Ministero, abbiamo chiamato il Ministero per dire: ma allora, visto che non avete messo nessun asterisco che fa riferimento alla circolare ministeriale, né nel senso che questa venisse superata, né nel senso che questa venga mantenuta, vogliamo sapere. Abbiamo scritto anche una lettera, a parte che aver fatto delle interlocuzioni che in genere facciamo continuamente con il Ministero, la Direzione Prevenzione, ma non abbiamo ancora avuto risposta. Io ho chiamato il Ministero anche questo fine settimana e anche stamattina e hanno detto che stanno preparando la circolare. Io ho sentito anche i colleghi delle altre regioni per capire perché avevano come si può dire, agito in maniera diversa. Loro hanno fatto una nota oppure hanno fatto un'ordinanza a seconda della regione e hanno superato questo vincolo che è comunque dettato da una circolare ministeriale. Allora, noi siamo pronti, come dice il Presidente, a far sì che il tampone di prima generazione che possa chiudere l'isolamento possa essere attuato. In questo caso naturalmente saremmo aiutati perché i medici di base e i pediatri di libera scelta che possono utilizzare quelli di prima generazione ci aiuterebbero a chiudere gli isolamenti e comunque anche le farmacie, purché il soggetto sia asintomatico da almeno 3 giorni, perché i soggetti sintomatici non possono andare in farmacia, potrebbero andare a fare il fine isolamento. Tutto è pronto, se la circolare arriva fra un'ora noi domani lo portiamo in giunta. Quindi diciamo che il tema è questo. Per quanto riguarda la quarantena, questo abbiamo però fatto la delibera la settimana scorsa per far sì che dalla seconda generazione in poi questi tamponi potessero essere utilizzati come fine isolamento nelle strutture accreditate. Quindi questo è stato un ulteriore passo avanti. Quindi questo per dire che non siamo indietro, siamo in linea, cerchiamo di fare le cose in maniera coerente per quello che c'è possibile, cercando di aiutare i cittadini a risolvere il prima possibile. Quindi dottoressa, ne approfitto, attualmente è possibile quello che dicevamo prima, il tampone di fine quarantena in farmacia a pagamento e il tampone nelle US, cioè nelle strutture private con convenzioni. Sì, però è una cosa che consideriamo di transizione rapida e quindi a breve speriamo di risolvere questo tipo di problema anche con altri automatismi che comunque su cui abbiamo lavorato e che magari non abbiamo ancora annunciato. Sì, mentre invece scusa, dette in soldoni se posso, in Veneto si dice che te scotti con l'acqua calda perché ha paura anche della fredda, cioè voi capite che una decisione non in linea con la circolare del Ministero, dove tu decidi di testare il grado di infezione e di contagiosità di una persona cambiando il test, perché il test di prima generazione non è quello di seconda, neanche quello di terza, è una responsabilità che ti porti in pancia. Succede qualcosa che quello che ha avuto questa diagnosi di negatività con la prima generazione entra nella casa di riposo, mi infetta la casa di riposo, poi lui gli fanno il test molecolare e risulta positivo, nonostante il suo fine isolamento, diranno: ma scusate, e chi è che ha certificato? È certificato per prima generazione perché la regione ha detto che intanto si può fare. Cioè, è delicato come passaggio. Noi abbiamo fatto molte ordinanze, buttando fuori oltre l'ostacolo, però sinceramente anch'io ho una posizione che condivido e diventa materia da procura, poi se va tutto bene è risolta per tutti, se va male diventa veramente problematica sta roba qua. Quindi nulla contro chi l'ha fatto, però è corretto che il governo e quindi il ministro si prenda la briga di fare una circolare e chiarisce sta roba, perché poi sapete, mi metto nei panni dei nostri dirigenti come la dottoressa che dovevano firmare e giustamente dicono: scusa, non c'è scritto sta roba. E lei ha citato le case di riposo, ma non solo le RSA, anche gli ospedali. Ritorniamo ai tempi in cui non si poteva entrare a trovare i pazienti o le persone ricoverate ospiti, anche se sia l'ospite che il visitatore ha tutti i vaccini possibili, quindi anche il booster.
È un'indicazione vostra della Regione oppure il singolo ospedale, la singola casa di riposo si prende decisioni autonome? Prego. Allora, abbiamo fatto a fine dicembre, mi pare il 22 e il 23, un'ordinanza che è scaduta, che ha individuato a firma del Presidente delle misure cosiddette, cioè identificate come misure straordinarie proprio per evitare tutto quello che poteva essere il contagio legato alle festività natalizie. Questo anche a seguito di indicazioni in questo senso che provenivano da organismi internazionali. Quindi abbiamo rafforzato tutte le misure, sia in termini di testing come frequenza, sia in termini di persone che veniva richiesto che uscissero per andare a trovare le famiglie da parte di strutture residenziali o strutture con soggetti fragili, nel senso che le abbiamo praticamente, non dico vietate, ma abbiamo raccomandato che queste non venissero effettuate proprio perché poi potevano a rientro rappresentare un pericolo per loro stessi e per la comunità in cui rientravano. E poi per quanto riguarda le visite nei reparti, avevamo detto che dove non c'era pericolo, che non c'erano focolai, di far entrare una persona alla volta a visitare la persona ricoverata. Adesso queste naturalmente sono decadute, anche perché c'erano anche altre misure che sono state superate dalle altre norme. Abbiamo ripresentato quello che è la frequenza di testing per gli operatori sanitari e abbiamo avuto oggi, proprio poco fa, è arrivato anche il parere del CTS dove rivediamo questa tempistica. Rimane a 4 giorni per quanto riguarda i reparti ad alto rischio, naturalmente lasciando alla struttura la possibilità di modulare in base alla stratificazione del rischio, che è giusto che venga fatta, e poi invece 10 per gli altri reparti dove c'è meno, rappresenta una gradazione del rischio inferiore, e a 20 quindi il piano di sanità pubblica che avevamo precedentemente all'ordinanza, dove non c'è rapporto con il pubblico e dove l'attività è prevalentemente di tipo amministrativa, fatte salve tutte le eccezioni che nel caso in cui c'è un focolaio, nel caso in cui la struttura ravvisasse, eccetera. Quindi questa è la nuova. Per quanto riguarda le visite, per i pazienti abbiamo mantenuto il tampone ogni 48 ore per le persone che restano lì. Per le strutture residenziali abbiamo mantenuto i 10 giorni i 4 giorni per quanto riguarda gli operatori e invece i 10 giorni per quanto riguarda gli ospiti. Quindi questo è tornato un po' alla normalità, mantenendo comunque alta la frequenza per quanto riguarda l'operatore. Perché sappiamo che in questo momento di alta circolazione un operatore si infetta nell'ambiente comunitario, non certamente nell'ambiente di lavoro, e può introdurre il virus nella comunità. Quindi l'attenzione rimane alta. Per quanto riguarda le visite ospedaliere non ci siamo più espressi, perché ogni direttore generale, in base alla propria situazione, valuta a secondo anche della situazione dei singoli reparti. Scusi dottoressa, il tampone ogni 48 ore è per il visitatore del paziente ospite della RSA? No, per il visitatore c'è una norma che è sopraggiunta dopo, per cui è necessario avere il Green Pass con la dose booster. Se la persona non ha fatto il booster e ha fatto solo le 2 dosi, deve presentarsi con questo Green Pass non rafforzato più il tampone negativo. Laura Berlinghieri, credo per il Presidente. Prego. Ho un paio di domande. Allora, la prima, in realtà settimana scorsa con la dottoressa Russo avevamo parlato delle incongruenze che ci sono tra 2 circolari ministeriali riguardo alle quarantene dei bambini, cioè il bambino che frequenta una classe di una scuola elementare con 2 contatti positivi all'interno della stessa classe, nonostante sia vaccinato con doppia dose, deve andare in quarantena. Se invece la mamma e il papà sono positivi, se è vaccinato con doppia dose non deve andare in quarantena. La dottoressa Russo diceva che ne avrebbe parlato a livello romano, volevo sapere se ci sono novità. No. Da Roma non c'è mai novità. Diciamo che la vita non è con calma. E la seconda?
La seconda è più politica, anzi è politica fondamentalmente, politica padovana. Allora, il sindaco di Noventa ha espresso parecchi dubbi riguardo alla proposta appunto di Peghin come sindaco di Padova. Si è parlato anche per questo di espulsione del sindaco dalla Lega. Volevo sapere se ci sono novità in questo senso e in generale cosa sta succedendo Io parlerei di Covid. Prego, altro. Niente. Scusa. No, ma guarda, in queste conferenze stampa evitiamo di parlare, se sono temi di politica tipo Quirinale, queste robe a volte, perché anche mi mettono i panni anche degli altri consiglieri, questa è una conferenza stampa ufficiale, quindi eviterei. Non è colpa tua, è bene così. Grazie. Il tuo lavoro l'hai fatto, il direttore è contento. Grazie. Ecco, c'è. Peppe no. Presidente, una domanda, ma le proposte di modifiche che sono state avanzate, che ora il governo avrete un confronto, è un confronto in conferenza, lo fate come conferenza delle regioni, perciò la conferenza delle regioni presenterà delle proprie proposte specifiche su fasce, cambio colore, positivi asintomatici e tutto il resto, cioè c'è un progetto unico? Ogni regione va per conto suo in questo tavolo tecnico che dovrete avere col Ministro? C'è un progetto unico, la Regione del Veneto ha fatto un lavoro di base che è stato condiviso dagli assessori alla sanità e dai presidenti, tant'è vero che il Presidente della conferenza ha notificato al Governo questo progetto per punti e quindi attendiamo le risposte. So che al Ministero della Salute si sta lavorando per dare risposte ai diversi punti. Qual è l'aspetto principale che secondo lei deve passare assolutamente in questa fase pandemica, epidemica? Ma io direi che l'aspetto principale è il buonsenso e il senso pratico, e quindi la modificazione della definizione di caso piuttosto che il tema dei tamponi da farsi con la prima generazione presso le farmacie piuttosto che presso i medici per la fine isolamento. Il tema anche della colorazione delle zone anch'io condivido, senza stravolgere il progetto, ovvero la visione che abbiamo avuto, ma che comunque è innegabile che lo scenario sia cambiato radicalmente, perché è una variante radicalmente nuova, ma anche perché abbiamo i vaccinati e quindi è fondamentale cambiare anche la strategia. Qualcuno dice è un modo solo per evitare di cambiare colore, perché dite i positivi asintomatici che vengono trovati in ospedale non vengono conteggiati. Potrebbe essere così se lo dice Zaia solo, ma lo dicono gli scienziati, lo dicono gli altri colleghi delle altre regioni che non hanno la mia stessa colorazione politica, quindi polvere sotto il tappeto, anche se qualcuno è ancora convinto che si possa nascondere, è impossibile nasconderla. Cioè, la gestione del Covid è trasparente. Noi a fine settimana, se superiamo quel 30% di area medica, saremo in arancione, punto. Non ci servono queste modifiche per non andarci. Il vero tema è che ai cittadini complichiamo la vita, ma non per l'arancione, gliela complichiamo per la fase dei tamponi, gli isolamenti e le quarantene. Ma questo cambio di fascia colore perciò potrebbe avvenire già in settimana modificando? Noi speriamo di no, che nella valutazione di venerdì ci siano ancora dati che ci permettono di restare in zona gialla. Vorrei fare un'altra sottolineatura. Ho sentito dire che il tema dei positivi per caso, i Covid per caso in ospedale è un falso problema, perché comunque occupano un posto in ospedale. Sì, ma occupano anche un posto nei nostri report, che poi sono quei posti che ci fanno passare di zona, perché se io ho dei Covid in terapia intensiva ma che sono lì per altri motivi, sono solo positivi ma sono lì per altri motivi in terapia intensiva o in area medica, mi fanno passare di zona, di colorazione di zona. Perciò questa modifica del conteggio voi ritenete che deve essere fondamentale, deve essere immediata. Ecco, deve essere fatta in tempo anche entro in settimana, in modo che cambi già questa. Secondo noi sì. Conteggio. Le do solo un dato: che su 130 ricoverati all'azienda ospedaliera di Verona, 131 ricoverati, 50 sono stati definiti dal direttore Covid per caso. Cioè, stiamo parlando di partorienti che vanno a partorire in ospedale e si scoprono essere asintomatiche e positive e non c'entrano nulla, ma questi 50 vanno dentro nella contabilità per il passaggio di colore. Grazie. Prego.
Se non ci sono altre domande per il Presidente... Io vi ringrazio e vi saluto. Passo la parola al professor Baldo, che è uno studio strepitoso, io l'ho già visto la scorsa settimana e anzi approfitto per ringraziarlo perché risponde sempre con celerità, con professionalità e ci permette anche, come si può dire, di identificare la via, perché poi con tutte le sue sperimentazioni, i suoi studi, noi abbiamo fatto tesoro in molte occasioni anche nella nostra programmazione del piano di sanità pubblica. Per il fatto che il professor Baldo è sempre stato in totale osmosi con questo gruppo di lavoro. Grazie ancora al prof. Prego. Prego professor Baldo, grazie. Allora, grazie. Una videoconferenza per le Olimpiadi. No, in cinese. No, per i soldi, per le nostre Importante anche quello. Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente dell'opportunità che dà a me per presentare i risultati del lavoro che abbiamo condotto insieme con la Regione Veneto, con la dottoressa Russo, quindi sono le due entità che collaborano ormai da parecchio tempo e quindi anche questo è uno dei risultati che abbiamo portato a casa, tra virgolette, utilizzando quelle che sono le informazioni di quello che è avvenuto durante il periodo appunto pandemico. Lo studio è già stato pubblicato, quindi su mia richiesta e anche su richiesta della dottoressa abbiamo deciso di portarlo alla vostra attenzione dopo che la comunità scientifica l'avesse validato, quindi in questo momento è pubblicato su Vaccine e quindi se volete copia lo trovate, comunque penso che dopo vi daranno le slide che avevo preparato ma purtroppo qui è impossibile proiettare. Sì, ve le faremo avere successivamente. Ok, o anche l'articolo stesso, quindi non c'è nessun problema. Allora, diciamo che lo studio ha avuto l'obiettivo di valutare l'efficacia sul campo utilizzando quelli che sono i dati che abbiamo raccolto nel corso di questa pandemia. Quindi valuta l'effectiveness, quindi l'efficacia sui dati reali, real world, quindi su ciò che è accaduto durante l'epidemia. Abbiamo cercato di valutare come si è comportata la vaccinazione nei confronti della positivizzazione e valutando anche quella che è stata la durata della positività in vari gruppi. Soprattutto siamo andati anche a valutare quelle che sono state le efficacie che abbiamo avuto nei confronti di quelle che sono le patologie più gravi, quindi nei confronti dell'ospedalizzazione, nei confronti della mortalità. Altro dato importante che abbiamo cercato di estrapolare è stata anche la durata dell'ospedalizzazione, se cambiava in soggetti che avessero avuto la vaccinazione o meno. Allora, lo studio riporta i dati dal 27 dicembre 2020. Perché riporta i dati da questo momento? Perché è il momento in cui noi abbiamo iniziato a fare la vaccinazione. Quindi nella nostra corte, quindi nel nostro gruppo di soggetti, sono rientrati tutti quei soggetti che al 27 dicembre 2020 non avessero avuto una positività. Quindi siamo partiti con soggetti naive. Da questi li abbiamo in qualche modo seguiti fino a settembre. Perché fino a settembre? Perché era l'andamento, l'ultima fase prima dell'ultima ondata che stiamo ancora vivendo. Comunque lo studio si propone di essere in qualche modo aggiornato con i dati anche più recenti, quindi anche su quelli derivati dalla variante Omicron. Allora, il soggetto per essere incluso nella corte, quindi nel gruppo dei soggetti analizzati, doveva essere stato negativo fino a quel momento e doveva aver fatto i tamponi per poter essere dopo valutato nel tempo. Complessivamente abbiamo 2.200.000 soggetti analizzati, i tamponi sono circa 7 milioni, di questi 60% antigenici e 40% molecolari e di questi abbiamo trovato positivi 213.500 soggetti più o meno. Tra i positivi il 6,2% ha avuto un'ospedalizzazione ed ha avuto il fatal rate, quindi è morto l'1,5%. Guardando i dati con quanto ha fatto vedere prima il Presidente sulla somma totale, corrispondono circa un quarto di tutto quello che è in qualche modo successo dall'inizio, quindi dal 21 di quel dannato 21 febbraio. Allora, per ogni soggetto noi abbiamo analizzato il periodo, quindi vuol dire che in termini di giornate
un soggetto può essere non vaccinato fino a 14 giorni la prima dose. Dal 14° giorno della prima dose fino al 14° giorno della seconda dose risulta parzialmente vaccinato e dopodiché diventa vaccinato. Quindi per ogni soggetto abbiamo valutato i singoli periodi di rischio e quindi dopo li abbiamo sommati per calcolare l'incidenza. Cioè, in poche parole, noi abbiamo seguito ogni singolo individuo per la sua storia che va dal 27 di dicembre al 7 di settembre. Cos'è che ha portato i risultati? Ricordo anche che era un periodo in cui avevamo circa il 70% della popolazione veneta che aveva avuto almeno una dose e il 60% aveva ricevuto la completa dose vaccinale, quindi le 2 dosi, eravamo ancora nel regime delle 2 dosi. Su questo abbiamo calcolato quello che è l'efficacia del vaccino e inoltre questa efficacia è stata aggiustata per età e per genere. E su questo dopo abbiamo estratto un sottogruppo, che erano i soggetti positivi, e abbiamo valutato la persistenza della positività. Ovviamente questo è un numero un po' più limitato perché l'entrata nella positività era stata data dall'antigenico dal molecolare, per l'uscita esclusivamente dal molecolare. Quindi non tutti avevano entrambe i tamponi e quindi di conseguenza è stato fatto su circa 180.000 persone, che comunque rappresentano un numero molto, molto importante. E questo è l'aspetto rilevante dello studio, perché utilizzando i database si possono analizzare grandi numeri. I limiti sono il fatto che non abbiamo informazioni cliniche, ovviamente, perché stiamo utilizzando delle informazioni che sono raccolte rutinariamente dalle nostre fonti. E dopodiché abbiamo fatto anche lo studio su quello che era la durata della degenza, quindi per quanto tempo i soggetti sono stati ricoverati, sempre in relazione a quello che è lo stato vaccinale. Allora, in breve, quella che è stata l'efficacia per quanto riguarda l'infezione, quindi nel prevenire l'infezione, passiamo da un 4,9 per 10.000 nei non vaccinati a 0,8 per i soggetti vaccinati, quindi un rischio di 6 volte 25 superiore per essere infettati. Però se andiamo a vedere dopo le fasce di età, troverete che nei soggetti più anziani questo rischio aumenta più di 10 volte. L'efficacia sul campo è stata quindi stimata nell'ordine dell'88%. Stiamo parlando sempre nei confronti di Delta, e ancora con 2 dosi. E ribadisco e ripeto che per quanto riguarda le ultime informazioni dobbiamo ovviamente avere le informazioni dei dati che stiamo in questo momento ricevendo. Per quanto riguarda invece l'ospedalizzazione, diciamo che il tasso di ospedalizzazione è stato 2,9 per 100.000 nei soggetti non vaccinati e 0,3 nei soggetti vaccinati, quindi una riduzione, un aumento del rischio per i non vaccinati di circa 10 volte. E se dopo andiamo a pulire il dato a seconda dell'età, ci risulta che il rischio per un soggetto che ha un'età superiore ai 40 anni di essere ospedalizzato se positivo è di circa 20 volte superiore. Qui ci sono i dati che sono stati riportati nella Regione Veneto. Bisogna anche dire che dei 13.000 soggetti ospedalizzati, che fanno parte del gruppo, il 94% dei soggetti non era vaccinato. Se dopo andiamo a prendere esclusivamente la parte dei soggetti più gravi, cioè quelli che sono andati all'interno delle terapie intensive, anche in questo caso sono circa 1.500, il 95% di questi erano soggetti che non avevano avuto neanche una dose di vaccino. Quindi su questo l'efficacia viene in qualche modo a essere riportata intorno al 94%, che alla fine è un dato che va a confermare il dato della letteratura. Infine, quello che è dato sull'efficacia per la prevenzione della mortalità, quindi della morte, quindi della mortalità, e qui il dato è un 0,7 su 100.000 per i soggetti non vaccinati, il confronto con un 0,06, quindi su questo mi porta un aumento di 12 volte la probabilità. Anche qua, pulendo il dato dalle classi più giovani, dove non ci sono stati casi, perché c'è stato un caso sotto gli 11 anni di un decesso, non vaccinato, 4 tra i 20 e i 39 anni, quindi partendo l'analisi a partire dai 40 anni questo rischio parte da 16 volte sopra i 40 anni fino ad arrivare a 41 volte sopra gli 80 anni, quindi di conseguenza un rischio molto elevato di poter andare incontro
a mortalità, a morte. Anche qua l'efficacia è risultata essere del 94%, dato confermato anche questo dalla letteratura. Poi abbiamo analizzato quello che è il dato della persistenza della positività. Anche qui, come ben sappiamo, aumenta con l'aumentare dell'età e alla fine un soggetto non vaccinato può rimanere fino a 6 giorni in più positivo rispetto al soggetto non vaccinato. Anche questo è un dato importante per quanto riguarda dopo anche quelle che sono le conseguenze dal punto di vista di quarantena, di isolamento. Ecco. La cosa che è ancora più importante a mio modo di vedere è anche il dato sulla riduzione di quello che è stato le giornate di degenza che questi soggetti hanno avuto all'interno del loro percorso di malattia. E su questo si va a evincere che il soggetto vaccinato rimane per 5 giorni in meno in ospedale rispetto al soggetto non vaccinato. Quindi anche questo, se andiamo anche a togliere l'aspetto legato al fatto di restare in una struttura ospedaliera, però facciamo semplicemente i conti della serva. Noi sappiamo che mediamente una giornata di ospedalizzazione mi costa sui 580 euro in terapia non intensiva, quindi sto parlando di una media intensità, se no costerebbe il doppio. Noi abbiamo una riduzione di 5 giorni per quei 12.500 soggetti che abbiamo ricoverato, quindi è venuto fuori un risparmio di circa 36 milioni. Quindi il fatto che oltre a prevenire la patologia, come per tutti gli altri vaccini, ci sia anche un risparmio in termini di costi, questo è un dato di fatto che anche per quanto riguarda il vaccino contro il Covid è risultato essere, positivo. Dopodiché avevo anche preparato le cure di sopravvivenza, quindi per vedere il follow-up. In questo senso si vede che l'efficacia purtroppo, come abbiamo ben conosciuto, si riduce nel tempo. Anche nel nostro caso il dato incominciava a peggiorare, soprattutto per l'ospedalizzazione e la mortalità, a partire dal 5° mese. E da qui appunto anche la necessità della dose booster. Per quanto riguarda quello che abbiamo in qualche modo risparmiato, lo vedremo alla prossima puntata, quando potremo in qualche modo avere anche le informazioni legate all'ultima ondata, che sono altrimenti importanti. Quindi, per andare a fare un po' di sintesi, è uno studio importante dal punto di vista numerico perché ha potuto coinvolgere circa 2 milioni di soggetti. L'efficacia sul campo è risultata essere molto rilevante, soprattutto nella prevenzione di quelli che sono gli eventi gravi, quindi l'ospedalizzazione, la terapia intensiva e la morte. Stiamo parlando di 94-95% di efficacia, che sarebbe bello averla per tutti i vaccini, e quindi questo è un altro aspetto importante da tenere in considerazione. Si conferma la necessità di completare il ciclo, perché chi ha fatto la prima dose non si deve fermare, deve fare la seconda e purtroppo anche la dose booster, perché sono elementi che alla fine, visti i dati, ci salvano la vita a lungo termine. Dopodiché l'effetto lo si ha anche nella durata della degenza, l'effetto lo si ha anche nella durata della positività, ma queste sono cose che sono ben risapunte in ambito scientifico e hanno permesso anche di cambiare quelle che sono le regole del gioco, che appunto la dottoressa Russo vi ha accennato prima, ma dopo penso vi direi in maniera più dettagliata. E ovviamente lo studio non finisce qui, perché adesso lo studio era stato fatto con una prevalenza del 100% di Delta come variante. Adesso abbiamo l'80% a livello nazionale, l'81% a livello nazionale di circolazione, nel Veneto siamo a 60, però 65, quindi adesso dovremo andare a valutare cosa è successo. I dati che vengono pubblicati settimanalmente, molto ben fatti da Zero, fanno vedere che chi ha 3 dosi comunque c'è un rischio molto ridotto rispetto a chi ne ha 2, ma soprattutto rispetto a chi non ha fatto nulla. Quindi anche in questo caso si può dire che nel caso del Covid la vaccinazione ha avuto un effetto veramente importante nel permetterci di continuare a vivere in maniera normale in questo periodo. Quindi questo in sintesi il lavoro. Grazie professore. Per le domande si è prenotata Moscati, poi Vanzan e poi vediamo. Sì, buongiorno professore. Senta, lei all'inizio ha detto che il campione era di 2.200.000 persone che avevano come
dato assolutamente comune la negatività in data 27/12, esatto. Nel periodo precedente. Sì. Ci vuol dire che dal 21 di febbraio... Avete tenuto monitorati un tot di persone negative. No. Noi abbiamo preso i soggetti, perché i dati ce ne erano andati a partire dal 21 di febbraio, no? Okay. Però noi abbiamo preso soltanto i soggetti che non avevano mai avuto contatto con il virus e quindi di conseguenza soggetti che non avevano mai avuto un tampone positivo in tutto il periodo precedente. Perfetto, benissimo. Su questo campione voi a quella data, dopo non potevate sapere quanti si sarebbero vaccinati e quanti non si sarebbero vaccinati, no. Esatto? Ok. Che percentuale avete avuto poi di vaccinati su questo campione? 70,4%. 70. Però ogni singolo soggetto viene contato per i giorni in cui lui non è vaccinato, a rischio va nel gruppo non vaccinati. Nel momento stesso che si vaccina va nel gruppo dei vaccinati. Certamente. È proprio il disegno di studio metodologico, è proprio è così. Arrivato strada facendo, insomma, si è arricchito di dati strada facendo. Per cui in questo campione potremmo esserci anche noi, nel senso lato sì. Nel senso lato, per cui ci sono tutti che a quel momento non avevano mai avuto tamponi positivi. Grazie. Prego. Alda Vanzan. Professore, scusi, 36 milioni di risparmio sono riferiti a quale periodo? Soltanto a questo gruppo di 2 milioni. Cioè noi abbiamo fatto una stima sui dati che avevamo. Se noi andiamo a estrapolarlo sull'intera regione Veneto, probabilmente andremo molto più in alto, almeno il doppio. Esatto, e avendo 5 giorni in meno, moltiplicando per 5,80 viene fuori. E quindi alla fine in un anno? Sì. In un anno? Meno? Sono 11 mesi. Grazie. Se non ci sono altre domande per il professor Baldo, se non ricordo male la dottoressa Russo doveva darci delle comunicazioni. Sì, buongiorno a tutti. Posso restare qua? Mi devo mettere qua? Metto qui. Buongiorno a tutti, grazie a voi. No, molte cose le ha già anticipate il Presidente, se insomma posso puntualizzare un attimo. Allora, noi abbiamo preparato nelle scorse settimane con il nostro gruppo, insomma a livello di direzione, alcune criticità che riscontrano le regioni in questo contesto, in questo scenario epidemiologico. Allora, intanto abbiamo appunto proposto la modifica della definizione di caso facendo riferimento anche ad alcuni documenti dell'ECDC che erano stati pubblicati già nel mese di ottobre. In quel contesto, forse l'ho anche detto in altri momenti, l'ECDC dava un'indicazione a tutti gli Stati membri di concentrarsi principalmente su tutti i sintomatici. Dopodiché ha indicato quello che poteva essere una revisione della definizione di caso proprio considerando due criteri che erano il criterio clinico e il criterio di laboratorio. Il criterio clinico, quello che la persona insomma presenti i sintomi simili a quelli dell'influenza come base oppure insomma una sintomatologia di compromissione respiratoria più grave e poi naturalmente il test di laboratorio che dà conferma della presenza del virus. Quindi in un contesto epidemiologico come questo in cui abbiamo una positività enorme, quindi di soggetti che per una buona percentuale sono anche asintomatici, la richiesta delle regioni è quello di non evitare di contare tutti i positivi, ma nell'ambito di tutti i positivi che comunque noi contiamo, nel senso che sono in linea con l'Istituto Superiore di Sanità, nel senso che tutti i sintomi, tutti i positivi che vediamo noi sono gli stessi positivi che poi come numero vanno anche sul conteggio nazionale, quindi non c'è nessun tentativo di togliere dei positivi come insomma erroneamente è stato riportato, però fare due conteggi separati, cioè concentrarci e chiamare casi
quelli che rispondono a un criterio clinico, e chiamare invece come positivi quelli che sono positivi ma sono asintomatici, quindi in quel momento non presentano una malattia. Ecco, questa è la differenza. Quindi nessun tentativo di ridurre i numeri e di presentare, ma conteggiare in maniera diversa, dicendo quelli che presentano malattia da quelli che, pur essendo positivi, non presentano malattia. Questa è la prima richiesta. È chiaro che anche quello che abbiamo chiamato delle zone e quindi delle colorazioni, che effettivamente non è altro che il riscontro di un monitoraggio che considera tantissimi indicatori, nel tempo abbiamo avuto modo di vederli, un sistema che era nato come autovalutazione per le regioni, che poi è diventato un sistema di valutazione a livello nazionale per considerare alcune regioni aperte, chiuse, eccetera, ma che adesso non è più attuale perché è stato fatto con un decreto del 30 aprile 2020, alla fine del primo lockdown. Noi chiediamo all'Istituto di vederci per adeguare questi indicatori a quello che è lo scenario attuale, senza fare sconti, ma considerare quella che è la realtà attuale. Poi il discorso delle quarantene, voi sapete che noi siamo stati fra quelli che hanno sostenuto l'isolamento anche a basso rischio, cioè abbiamo voluto ampliare al massimo quello che era l'isolamento per evitare il contagio. Adesso, diciamo, la quarantena è diventata poco applicabile. Perché? Perché la maggior parte delle persone sono asintomatiche, perché magari hanno avuto, per esempio anche quelle dei bambini, dei ragazzi a scuola, più possibilità di venire a contatto, perché è aumentata la copertura della vaccinazione con la protezione di cui abbiamo parlato prima, quindi questa quarantena a 10 giorni continua diventa poco sostenibile, anche perché voi sapete che l'INPS non paga più la quarantena e quindi questo è un grosso problema per chiunque va a contatto con un positivo, il fatto di stare in quarantena, quindi è un problema anche di sostenibilità. Uno di diffusione, diciamo, di possibile pericolo, perché abbiamo visto perché è stato applicato anche nell'ultimo decreto con l'autosorveglianza, il soggetto vaccinato può uscire con la mascherina FFP2, quindi noi chiediamo che questo tipo di valutazione sia applicata anche per tutte le fasce di età, perché anche un bambino, diciamo, che è vaccinato o ha guarito da meno di 120 giorni possa andare in autosorveglianza, anche se è in didattica a distanza, in modo tale che possa, insomma, svincolare anche la famiglia oppure, insomma, avere un margine di movimento, e questo anche per i lavoratori. Il tampone a fine quarantena, se il soggetto è asintomatico, secondo noi è un appesantimento, perché costringe le persone che sono state tutto il tempo asintomatiche ad andare a fare un tampone che poi porti ad una generazione del certificato di fine quarantena e ad una procedura che si fa fatica a seguire. Tant'è vero che molti soggetti non riusciamo a chiamarli, non riusciamo a metterli in quarantena, non indico solo la Regione Veneto, a livello nazionale e a livello internazionale non è più possibile, perché avere 15.000, speriamo meno, speriamo di averne 200, cioè voglio dire, e chiamarli tutti di nuovo, ma è chiaro che quando si sommano migliaia di persone da contattare diventa veramente impossibile, anche se è il modello di sanità pubblica più bello, più importante, perché è quello in cui veramente abbiamo la possibilità di tenere le redini, ma così non è possibile. Quindi noi chiediamo una semplificazione, che non è solo una semplificazione burocratica, ma una semplificazione che ci possiamo permettere in un contesto che è diverso, in un contesto di popolazione vaccinata, una buona parte, abbiamo visto più di 2 milioni con la dose booster, in una popolazione più consapevole anche e più capace di utilizzare dispositivi di protezione, e quindi sicuramente in una situazione di rischio diversa, sia per durata della malattia, sia per gravità della malattia, sia per popolazione suscettibile. Ecco. Poi abbiamo chiesto che ci sia è vero questo dei ricoveri ospedalieri che diceva il Presidente, perché io direi che in questo caso facciamo una differenza fra coloro che vengono ricoverati perché con i sintomi di cui prima determinati dal virus, oppure i soggetti che in maniera occasionale,
quindi vengono occasionale fino a un certo punto, perché comunque li cerchiamo, cioè chiunque entra in ospedale fa il test, quindi entra per una motivazione che può essere insomma di natura ortopedica, ostetrica o altro. Giustamente gli viene fatto il test, non presenta una sintomatologia attribuibile al Covid, ma diventa positivo. È chiaro che rimane in ospedale e che deve essere isolato nel reparto in cui si trova, però probabilmente anche qui fare un conteggio a parte, considerarli ma con un conteggio separato. Questo ci permetterebbe anche di avere più chiaro chi è ricoverato per motivi di Covid e chi è ricoverato, anche se è positivo, per altre cose. Diciamo che determinano anche una chiarezza di comunicazione, insomma, quella che è la realtà. Poi, come diceva qualcuno di voi poco fa, abbiamo chiesto dei chiarimenti sulla scuola, perché le quarantene che sono attribuite alla scuola, insomma, sono delle quarantene che non riusciamo a capire, perché probabilmente c'è stato un intersecarsi di decreti e di circolari che non hanno fatto chiarezza e che vediamo insomma risultano inapplicabili. Noi anche per la scuola come regioni avevamo proposto un modello più semplice, abbiamo un modello che riporta al T0 e al T5 che insomma complica moltissimo, il bambino, lo studente può tornare senza necessariamente completare tutta la classe con il tampone, però le scuole non possono insomma vedere il referto, insomma tutta una serie di, anche il controllo del vaccinato o non vaccinato è sull'onere dello studente e non della scuola, quindi la scuola chiede il Green Pass. Il Green Pass arriva fino a 180, mentre la circolare parla di 120 giorni. Cioè ci sono delle incongruenze che effettivamente ci stanno creando dei problemi. Noi stiamo lavorando con l'ufficio scolastico regionale, quindi la nostra procedura la condividiamo con l'ufficio scolastico regionale, dovremmo farlo uscire fra oggi e domani, speriamo insomma a più presto, però non ha chiarito tutti i punti, ci sono ancora dei punti che sono insomma non definiti, quindi abbiamo sentito anche qui il Ministero, loro hanno ricevuto diverse sollecitazioni da tutte le regioni e credo che stiano scrivendo o comunque avranno già fatto e ce la devono mandare una circolare che almeno ci aiuta nell'interpretazione e nella gestione della scuola e nel fatto di non bloccare completamente tutto. Io voglio fare solo una considerazione a chiusura di questo. È chiaro che avere una situazione come questa di alta positività, ma nel contempo di controllo tutto sommato di quella che è il peso della malattia sul sistema sanitario, anche se ancora importante, anche se ancora estremamente importante, con un sistema dove tutto è aperto e conduciamo la nostra vita e libertà, diciamo che comincia ad essere un principio per cui alcune regole possono essere cambiate e devono essere cambiate. Ecco, questo era quello che volevo dire. Non so se ci sono delle domande. Grazie dottoressa Russo. Cristina Giacomuzzo. Buongiorno dottoressa, volevo chiederle se voi avete già iniziato come regione a effettuare un conteggio separato tra sintomatici e asintomatici e se ha qualche dato. No, non abbiamo cominciato a farlo, però non ci vuole tanto insomma a farlo, a poter fare delle stime. Naturalmente non sappiamo di tutti i positivi chi è sintomatico o asintomatico. Adesso abbiamo messo in piedi un sistema che dovrebbe essere avviato in maniera piuttosto rapida, spero entro questa settimana, per cui tutti i soggetti che risultano positivi riceveranno una mail o un SMS che li fa collegare a un link dove la persona può dire se è sintomatico o asintomatica, naturalmente con tutte quelle che sono le protezioni della privacy, lo SPID e tutto il resto, in modo tale che questo aiuta la persona insomma ad essere, come si può dire, individuata, presa in carico e nel contempo ci dà la possibilità, visto che è impossibile contattarli tutti, di avere anche questa misura, questa stima su quanto effettivamente sono sintomatici o asintomatici. È chiaro che il riscontro ce l'abbiamo naturalmente dalla parte ospedaliera, dove si arriva con i ricoveri e quella è la cartina di tornasole rispetto all'impatto della malattia. Però ci sono molte persone che noi sentiamo e la gente protesta perché è asintomatica eppure trivaccinata eppure deve restare a casa. Quindi noi non abbiamo tutte le soluzioni, abbiamo avanzato delle criticità
Abbiamo anche delle proposte, ma serve un tavolo col Ministero, appunto, e col Ministro per affrontarle insieme e fare delle misure che possono anche essere transitorie per questa situazione e che poi via via noi vogliamo che le misure, come abbiamo sempre pensato di fare, siano adattate a quello che è lo scenario epidemiologico per rendere vivibile o convivere, insomma, con questa situazione. Alda Avanzato. Dottoressa, scusi, quando una persona diventa positiva o alla fine della positività si negativizza, da chi dipende la sospensione e la riattivazione del Green Pass? Allora, sulla riattivazione del Green Pass dipende dal Ministero. E credo che su questa sono andati dall'UNS? Certo, vengono i positivi, loro insomma ci sono tutti i flussi e quindi li vedono. Adesso c'è un po' e quindi in quel caso naturalmente se uno è positivo non ha il Green Pass, se è vaccinato voi sapete che arriva il Green Pass eccetera. C'è un po' di discussione, devo dire anche un po' di confusione sul soggetto vaccinato che quindi ha il Green Pass, anche quello con dose booster e quindi il Green Pass rafforzato nel momento in cui diventa positivo. Quindi in quel caso la positività, secondo le ultimissime diciamo che sono arrivate questo fine settimana, dovrebbe essere confermata con un molecolare, il che rende tutto anacronistico, è una confusione, mentre per uscire basta anche l'antigenico. Quindi abbiamo una discussione in corso con il Ministero per cercare di sistemare insomma anche questa cosa. È chiaro che questo genera confusione, però sono dei flussi che io devo dire in questo caso amministrativi che si intersecano con quelle che sono invece le situazioni sanitarie e quindi insomma stiamo cercando di come si può dire, semplificare anche questo aspetto. Quindi noi abbiamo chiesto, a parte che aver avuto il coraggio secondo me come regioni, come parte tecnica, di mettere giù le criticità e quindi di fare delle proposte per rendere sostenibile la situazione, siamo disponibili, naturalmente il Ministero ci ha detto che facciamo questo tavolo di confronto, a fare questo confronto e a proporre delle soluzioni tecniche che poi insomma speriamo possono essere attuate. Solo una considerazione sui tempi, mi pare di capire che non sia chiaro perché rischiamo che le misure vengano chiarite e che l'emergenza è finita, nel senso che augurandoci che il Presidente abbia subito spero di no. Si inizia la curva. No, spero di no. Ancora la situazione è abbastanza insomma impegnativa, non siamo ancora. È vero che forse, come ha detto prima il Presidente, sembra che siamo in una fase di stabilizzazione, ma purtroppo il virus non ci ha abituati ad avere insomma rapidamente una discesa, quindi è molto importante tenere alta l'attenzione anche con tutte le misure di sanità pubblica cercando di fare il massimo, però è chiaro che alcune misure relative a quelle che ho detto, quarantena eccetera, devono essere adeguate alla sostenibilità anche della società, riducendo al minimo il rischio. Questo è il nostro intento. Noi stiamo stimolando ogni giorno perché questo confronto avvenga da subito. Ecco. Se non ci sono altre domande per la dottoressa Russo, chiudiamo qui. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a voi.